8 tavoli di lavoro attorno ai quali una settantina di rappresentanti dei settori della vita sociale, economica, culturale e sportiva hanno accettato di condividere con il Presidente della Regione Renzo Tondo e la Giunta regionale un percorso di coesione nell'affrontare il difficile periodo che la situazione internazionale riflette anche sul Friuli Venezia Giulia. I 2 giorni di incontri a Paluzza, nell'auspicio di poter essere protagonisti nel cambiamento, hanno confermato una forte consapevolezza della serietà della situazione e la volontà della classe dirigente regionale di rispondere positivamente a quel "diamoci una sistemata" che il Presidente Tondo ha proposto nel sottolineare la necessità di uscire dalle logiche del passato per cercare nuove linee di sviluppo. Mi pare che la consapevolezza della difficoltà del momento sia diffusa. Io registro la soddisfazione anche personale di aver cominciato a parlare di debito 3 anni e mezzo fa e quindi di aver fatto alcune scelte con la calma e con l'impegno che serviva. Adesso sono tutti in affanno a fare le stesse cose che facevamo noi, però questo non basta. Questa è una regione che ha comunque un metro di vantaggio rispetto alle altre, ma non ci basterà per uscire dalla crisi, e quindi il sistema appunto va in qualche modo riformato, ed è quello che voglio fare, un sistema più leggero, più snello, che dia più chance a chi produce la ricchezza, perché la nostra regione non vive di trasferimenti dello Stato, che saranno sempre di meno, ma vive di compartecipazione alla ricchezza che crea, e quindi creare più ricchezza significa dare servizi ai nostri cittadini. Siamo chiamati ad una nuova ricostruzione, ben più difficile di quella dopo il terremoto, ha ribadito Tondo, perché allora era chiaro cosa e dove ricostruire e con quali risorse a disposizione. Oggi le logiche e le certezze del passato, come vediamo in questi giorni, non ci sono e ci viene chiesto quindi di trovare strade nuove per lo sviluppo della nostra comunità. Per uscire da questa situazione il Presidente indica come necessaria una forte coesione sociale e la capacità di superare la mentalità dei campanili con una visione unitaria dei problemi di tutto il territorio. I lavori dei tavoli hanno riguardato anche le proposte per la finanziaria regionale 2012 ed i progetti di riforma proposti il 27 settembre scorso nell'aula del Consiglio regionale. Ho visto ampi segnali di consenso e legittime perplessità, ma non resistenza alla volontà di cambiamento, ha commentato Tondo parlando con i giornalisti. Il Presidente ha dichiarato di guardare con ottimismo l'impegno di tutta la comunità regionale ed ha sottolineato che può farlo proprio perché l'attuale amministrazione ha già posto buone basi con le scelte fatte fin dall'inizio della legislatura. Oggi è chiaro a tutti che il debito pubblico elevato è un grave problema. Noi abbiamo caratterizzato il nostro programma con l'abbattimento del debito e lo abbiamo realizzato in modo significativo. Abbiamo puntato sulle infrastrutture, abbiamo sostenuto il reddito con gli ammortizzatori sociali e oggi siamo a ridurre del 25% l'IRAP che pesa sulle imprese. Ora, è la conclusione del Presidente, dobbiamo nuovamente rimboccarci le maniche ed entrare da protagonisti nella fase del cambiamento.